Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio, benvenuti, nuovo appuntamento in diretta con Linea Rovente, e anche oggi un argomento molto interessante che ci riguarda da vicino, perché parliamo di Calabria, parliamo di terra, ma soprattutto ripartiamo dalla terra, perché lo sapete perfettamente, in questo periodo di crisi, un lungo periodo che ormai sta affliggendo l'intera popolazione italiana, la nostra terra, la nostra regione lo sta vivendo con particolare attenzione e soprattutto particolare sofferenza. E allora ci siamo chiesti quale può essere il settore che può finalmente diventare un traino definitivo per la nostra economia. In tanti parlano della terra, parlano dell'agricoltura e ci sono finalmente, pare, degli spiragli che si stanno aprendo. E allora abbiamo pensato di invitare qui all'interno dei nostri studi l'onorevole Franco Laratta, già politico conosciuto, politico di lungo corso, collega giornalista, scrittore, ma da qualche tempo soprattutto componente del Consiglio di amministrazione Ismea, quindi chi meglio di lei può illuminarci su quella che è la situazione attuale, soprattutto per quanto riguarda la Regione Calabria. Intanto benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Ho accettato volentieri. La terra, il titolo è azzeccatissimo della trasmissione di oggi. Il ritorno alla terra, il cuore è la terra. E diciamo che è da un po' di anni che si parla della terra, dei giovani, del futuro. Expo 2015 è stato un momento in cui il nostro Paese a livello internazionale ha potuto rappresentare una vetrina straordinaria delle sue eccellenze, eccellenze agroalimentari. Diciamo che la nostra storia è un po' curiosa. Noi fino agli anni 50, diciamo 60, la terra era un valore forte. Poi un po' l'illusione di un paese industrializzato, poi l'illusione, come dire, dell'impiego, poi ognuno imprenditore di se stesso. Insomma, i giovani in qualche modo sono stati allontanati dalla terra, perché la terra era sacrificio, la terra era mille difficoltà, erano tutti piccoli appezzamenti di terreno per cui davano da mangiare giusto a una famiglia, mancava una visione industriale, tra virgolette, dell'agricoltura. Oggi c'è un ritorno, fallita la stagione della grande industrializzazione, anche le piccole e medie imprese hanno delocalizzato, noi ci siamo trovati scoperti, finito poi il sogno dello stipendio fisso, dello Stato, degli enti pubblici, che ormai è un decennio che non assumono più. C'è il grande ritorno alla terra e c'è stato un primo dato che a noi ha colpito molto. Nell'anno accademico 2014-2015 c'è un improvviso boom di iscrizioni alle facoltà di scienze agrarie, senza che ci fosse stata una politica del governo, delle regioni, no? I giovani che viaggiano, navigano, osservano, sono grandi osservatori, hanno il mondo, diciamo, a toccato di click, cioè, no? I giovani notano, vedono che il mondo si avvia sempre di più, l'economia del mondo si avvia verso la qualità, la ricerca della genuinità, un nuovo modello di agricoltura. Per cui anche in Italia scoppia questa voglia di tornare alla terra, ovviamente non senza difficoltà. Ovviamente lo Stato poi si è attrezzato rapidamente con nuove strutture, noi siamo un ente economico del governo che fa proprio questo, finanzia i giovani che vogliono tornare alla terra, ma senza dargli soldi, gli compra la terra, gli compra l'azienda e poi la pagano in 30 anni. È una cosa che ha funzionato tantissimo, ma poi in realtà noi recuperiamo quello che era il valore nella prima Repubblica della piccola proprietà contadina, quando si finisce il latifondo. Un ministro dell'agricoltura calabrese, Fausto Gullo, è tra gli autori di una riforma epocale con De Gasperi straordinaria. Quindi voglio dire, l'agricoltura esce da quest'ottica un pochettino romantica. Allora, si torna alla terra, lo Stato, dicevo, si attrezza, ci sono molte risorse. L'Europa insiste
perché l'Italia e alcuni paesi importanti d'Europa si concentrino molto nell'agricoltura, per cui si cominciano con una serie di misure, la PAC, tutti gli interventi, cioè l'agricoltura superfinanziata, e c'è un boom di giovani che vogliono tornare alla terra, che ritornano alle aziende di famiglia. E questo è importante. Dalle quali si erano allontanati, perché l'idea di agricoltura al giovane non l'affascinava, veniva vissuta come una cosa, un po' ci si vergognava anche dei papà agricoltori, non lo si dicevano. È sempre in effetti stato visto come un'attività secondaria, marginaria, un po' ecco, da tenere quasi nascosta, perché si era il figlio del contadino più che altro. Il figlio del contadino, esatto, visto come una cosa, insomma, di cui non ci si poteva vantare. Questa suggestione è cambiata rapidamente negli ultimi anni, per cui oggi noi registriamo un boom di giovani, un boom di aziende che sono guidate e gestite da ragazzi sotto i 35 anni. Eravamo in realtà l'agricoltura più anziana d'Europa, troppo vecchia, troppo arretrata, e poi la tecnologia, l'applicazione delle nuove tecnologie, l'agricoltura 4.0, l'agricoltura di precisione. Il giovane cosa avverte? Che non è allora solo uno sporcarsi le mani e i piedi alle 3 del mattino, perché era questo anche l'agricoltura, sacrifici immani, no, era anche un'azienda, l'agricoltura è divenuta un'impresa e il giovane ha potuto investire. Noi abbiamo delle eccellenze, parliamo di noi calabresi, straordinarie, che vendiamo nel mondo perché solo noi siamo in grado di farlo, così come magari il Veneto saprà fare un'altra cosa, la Lombardia, la Campania, tutte le regioni italiane. Però mi perdoni se la interrompo, queste eccellenze conosciute magari all'estero non sono adeguatamente pubblicizzate e conosciute nella nostra terra, perché? Questo è uno dei limiti più grandi. Noi abbiamo degli ottimi imprenditori agricoli che hanno resistito ad una recessione economica che è stata di grande difficoltà. Noi abbiamo vissuto 8 anni in cui le aziende sono state piegate, anche quelle agricole, anche se l'agricoltura è stata il primo settore che è uscito dalla recessione a livello nazionale. Noi calabresi abbiamo dei limiti, quindi siamo diventati bravi. I nostri vini, il nostro olio tra i migliori del mondo. Abbiamo, dicevo, dal bergamotto alla ricordiamo cipolla che di proprio in Tropea. questi giorni si sta svolgendo il Cibus a Parma, per cui tantissimi dei nostri produttori si trovano in questo momento proprio in fiera. Imprenditori bravi, coraggiosi, hanno saputo investire, nonostante i ritardi delle regioni, i ritardi della pubblica amministrazione, hanno saputo resistere alla crisi, hanno investito, ci credono, ci hanno creduto davvero. Noi abbiamo un limite che manca la cooperazione, noi abbiamo difficoltà ad unire le sforze, cioè, due agricoltori che confinano per lo più si denunciano per la staccionata, per l'animale che passa, per la pietra che cade, invece che condividere, che so, il trattore, l'acqua, i servizi. E poi l'altro limite è la commercializzazione, non siamo bravissimi a commercializzare, pur avendo delle eccellenze straordinarie. Io ne racconto una che poi abbiamo descritto anche nel nostro libro, in cui parliamo, per il cuore e la terra, in cui parliamo proprio delle eccellenze calabrese, ma pochi sanno che ad esempio c'è un vino che era graditissimo ad un grande papa, Giovanni Paolo II, è un vino calabrese della fascia ionica, una zona, un vino bianco che il papa chiedeva di mandarglielo, mandava una lettera perché l'aveva assaggiato grazie al vescovo di Crotone che gliel'aveva fatta avere. Quindi eccellenze, pure un papa ne beve vini al mondo, no? Ne riceve vini del mondo. Ecco, noi non sappiamo fare promozione delle nostre eccellenze. Noi stessi calabresi non consumiamo i nostri prodotti. Quello è un grande limite. Posso dire una cosa gravissima, che soltanto circa il 20% del vino che si produce in Calabria è un vino calabrese, che è gravissimo, anche perché abbiamo imparato a farlo davvero bene. Negli ultimi 10 anni il vino calabrese è volato, è un vino di grande qualità, però c'è difficoltà noi stessi, lo vendiamo molto all'estero. Anche presso magari i nostri ristoratori, se arrivano dei turisti fanno fatica a trovare i vini e i prodotti locali. Perché ci innamoriamo sempre di quello che viene, diciamo che è di fuori, è estero, è straniero, diciamo tra virgolette, no? Per cui il vino che ha un grande nome perché hanno potuto investire sul marchio, sulla promozione, sulla pubblicità. Noi che abbiamo più difficoltà economiche abbiamo un prodotto di grande qualità, però non curiamo la commercializzazione. Anche su questo si sta cercando di fare passi in avanti, perché poi la rete ha aiutato molto. Oggi promuovere un prodotto
costa di meno di quanto costasse 10 anni fa, allora dovevi partecipare per forza a tutte le fiere internazionali, era molto costoso. Oggi una vetrina in rete ti consente, è successa ad una piccola azienda calabrese di 4 ettari che vende vino a New York, che questi ristoratori newyorkesi l'hanno intercettato tramite una vetrina in rete. Quindi le nuove tecnologie applicate all'agricoltura, i nuovi canali che si sono aperti consentono a noi calabresi di in qualche modo, diciamo, uscire un po' da questo isolamento geografico che abbiamo, la rete infrastrutturale che è debolissima, i collegamenti che sono farraginosi, le difficoltà di questa terra per come è fatta, ma anche le straordinarietà di questa terra, perché una terra produce un'agricoltura straordinaria perché qui abbiamo 2 mari e una montagna spettacolare da un capo all'altro della Calabria, una condizione climatica favorevole e i giovani che appunto portano innovazione, là dove il giovane si innamora della sua terra, dell'agricoltura, porta innovazione, porta le tecnologie, per cui ritornando all'inizio, il ragazzo si innamora della terra, il giovane, il laureato, diplomato, si innamora della terra, il ritorno, compra la terra sia perché ci sono strumenti e risorse, sia perché è divenuto, diciamo, un'impresa giovane, un'impresa moderna, un'impresa innovativa. E questa è la sfida che i ragazzi hanno colto ed hanno accettato. Non solo, dobbiamo dire appunto che al di là che ci vuole anche un minimo di coraggio per intraprendere questo tipo di attività, proprio perché magari quando uno è più giovane, ai tempi magari degli studi liceali, pensa di fare tutt'altro. Almeno ai miei tempi si pensava di fare il medico piuttosto che l'avvocato, ormai ovviamente professioni molto sature. Il discorso di intraprendere un tipo di attività del genere inevitabilmente riesce poi a far scaturire del lavoro anche per la comunità che va a ricadere sull'intero territorio e quindi diventa anche un discorso ad ampio raggio per il proprio comune, per l'intera magari provincia, perché si crea tutta una serie di indotti. È un ragionamento perfetto. Faccio un esempio. Noi nel 2017 la cucina calabrese viene riconosciuta non da un giornaletto così, ma da un grande giornale americano come la migliore cucina d'Italia, la cucina calabrese, e la Calabria viene indicata come una meta per i turisti. Infatti noi registriamo un boom sempre in crescendo. Questo che significa? Noi abbiamo saputo valorizzare i nostri prodotti. La cucina calabrese oggi è veramente un'eccellenza, cosa che non era fino a un po' di anni fa. Noi abbiamo fior di chef, giovani chef calabresi, che sono apprezzati nel mondo. Allora, questi sono frutti della terra, frutti della capacità di fare impresa, frutti della voglia dei nostri ragazzi, delle loro famiglie, dei gruppi che sanno creare, di fare e investire in Calabria, perché investire in Calabria si può, nonostante le 1000 difficoltà. Poi non è che altrove, voglio dire, decantiamo tanto le eccellenze di altrove, poi bisogna andarci nei posti, non innamorarsi di quello che si sente dire. Però le difficoltà le abbiamo, legate, dicevo, alla collocazione geografica, alla rete infrastrutturale, ma il clima è cambiato. Quindi è cambiato il clima perché si è investito bene nelle imprese agricole, si è innovato con intelligenza, si sono aperti canali nel mercato internazionale di particolare interesse. E questo ha premiato la nostra regione, il Mezzogiorno, il Paese nella sua interezza, perché non dimentichiamo, io lo accennavo prima, che noi usciamo da 8-10 anni di una crisi economica terribile, di una recessione spaventosa, ma grazie all'agricoltura che il PIL inverte la tendenza e esce da quel maledetto meno, noi siamo arrivati anche a meno 4,5, meno 5, cioè economia da guerra, no? Terribile. L'agricoltura è stato il primo comparto che è uscito e ha trascinato piano piano l'intera economia nazionale, perché come diceva lei poi le ricadute sono notevoli sui territori, sui servizi, sull'indotto, sull'occupazione. Insomma, è davvero una cosa che ha contribuito a far crescere questo nostro paese, a dargli una bella immagine internazionale, perché noi non possiamo concorrere, che so, nel fare la magliettina che poi i cinesi ce la piazzano a €1, no? Si può comprare, però
non compratele, che dobbiamo è meglio. puntare necessariamente sulle peculiarità su quello che sappiamo territorio. fare solo noi, che non ce lo cioè la cipolla di Tropea non la potranno fare a Shanghai o a Pechino. Ci provano a dire la verità, sì, perché abbiamo visto di tutto. Sì, però voglio dire, dovranno sudare come abbiamo sudato noi per decenni e per secoli. Il nostro vino, le nostre qualità, i nostri formaggi, i salumi, cioè siamo davvero inimitabili, a un livello inimitabile. Questa è la nostra grande forza, perché ci dobbiamo credere, dobbiamo evitare insomma ancora alcune arretratezze culturali. La più grossa, come dicevo prima, è quella della mancanza di cooperazione. Io posso raccontare un esempio anche perché l'abbiamo vissuta noi come Ismea, che abbiamo contribuito e aiutato questo percorso. La patata della Sila è una delle migliori patate del mondo, ma soltanto fino a 3-4 anni fa la trovavi per terra, sporca, brutta, venduta a 4 centesimi, una cosa, voglio dire, indecorosa, che non produceva ricchezza sull'altopiano della Sila. Da quando è stato fatto il consorzio, alla patata della Sila è stata data un'etichetta, un sacchetto, un nome, quindi i produttori sono legati in questo consorzio. Allora, patate abbandonate sulla strada a 2 centesimi non ne trovi più, trovi un prodotto nella grande catena della distribuzione, i grandi centri commerciali in tutta Italia. Ha avuto un posizionamento sul mercato? Sul mercato straordinario, il prodotto è buono, perché poi il prodotto ci deve essere, se no il prodotto è buono, mancava una catena di produzione, di produttori e di distribuzione, è stato fatto. In 3 anni la produzione finisce tutta, completamente, perché i grandi distributori se la pigliano, perché è stata riorganizzata l'intera catena di produzione, di commercializzazione, e oggi non ne trovi più patate della Sila abbandonate. Questo è un esempio, eppure fino a 4 anni fa i produttori litigavano tra di loro, i contadini litigavano, si facevano la guerra, si abbassava sempre di più il prezzo perché ognuno cercava di vendere e di fregare l'altro. Concetto finale, il nostro futuro è legato alla cooperazione. Abbiamo bisogno di costruire l'immagine, non solo l'immagine di una terra che produce, che sa fare rete, che sa fare consorzio, che sa fare cooperazione, e questo ci aprirà ai mercati nazionali ed internazionali. Rispetto ai mercati internazionali però, i nostri produttori e anche i consumatori come si devono porre però con l'aggressione dei prodotti che arrivano magari dalla Tunisia piuttosto che da altri posti, penso magari alle arance e ad altri appunto prodotti della terra che invadono invece i nostri mercati, laddove la Calabria ha una grande produzione per esempio di arance, spesso e volentieri all'interno invece magari dei supermercati troviamo quelle che arrivano dalla Turchia. C'è una cosa che bisogna che a livello europeo, a livello comunitario si intervenga e si pretende, cioè non possiamo più utilizzare l'agricoltura come merce di scambio politico, come oggetto anche di ricatto politico. Quando facciamo le sanzioni all'Unione Sovietica che ha occupato la Crimea, noi abbiamo perso miliardi di euro all'anno di esportazione perché erano tutti ortofrutta e prodotti agricoli che andavano verso quel mercato. La Tunisia, per aiutare la Tunisia aggredita dall'ISIS, col turismo che è crollato e questo paese stava finendo nelle braccia del fondamentalismo islamico, invece è un paese moderato, gli si è concesso di produrre e distribuire olio un po' insomma, in tutta Europa, in Italia. Allora dobbiamo fare in modo politicamente a livello europeo che l'agricoltura non sia né oggetto di scambio né di ricatto politico nella guerra e nei rapporti internazionali, diversamente non ce la facciamo. Poi c'è il libero mercato, è chiaro che noi esportiamo all'estero, molti dei nostri prodotti vanno all'estero ed è chiaro che anche dall'estero vengono a noi. Bisogna però, come dire, fare chiarezza e il Parlamento nell'ultima legislatura ha approvato alcune importanti leggi, cioè la tracciabilità. Parliamo fra qualche istante, ci fermiamo solo per un attimo, qualche consiglio di pubblicità e ritorniamo subito. Telefonata. Ah, telefonata, chiedo scusa, avevo visto un altro tipo di segnale. E allora vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? Con chi parliamo? Pronto, in diretta? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo e da dove? Salve, sono Vladimiro e chiamo da Crotone. Vladimiro, ci dica. Volevo porre un quesito all'onorevole Larazza in merito alla Banca delle Terre di Ismea, alcuni chiarimenti, visto la promozione che c'è su questo prodotto. Beh.
Prego, ci dica, dovrebbe abbassare un po' cortesemente, magari se ci sta ascoltando dalla TV, il volume della televisione. Sì. No, sono a distanza. Ah, perfetto. Ci dica, Vladimiro. Volevo chiedere alcune informazioni in merito alla Banca della Terra, quella promozione quindi che sta facendo rispetto quindi al bando che c'è adesso al bando classico, che è per giunta in scadenza, se non sì, sbaglio. Sì, no, Banca delle Terre, credo che il signore chiedesse notizie, quindi se ho capito bene, sulla Banca delle Terre, che è uno strumento interessantissimo che è stato approvato con una legge del Parlamento nel 2016, sollecitata da noi, da tutte le, le strutture economiche del Ministero dell'Agricoltura. Qual è l'obiettivo? Mettere a disposizione dei cittadini italiani, di qualunque regione italiana, delle aziende che noi abbiamo a disposizione e che mettiamo in vendita attraverso questa Banca delle Terre. Aziende sia e terreni agricoli, sia dello Stato, di Ismea, ma anche delle regioni e degli enti pubblici. Perché è stato fatto? Perché prima lo Stato e gli enti pubblici per vendere una proprietà impiegavano anni, era farraginosa, complessissima. Adesso non riusciamo, perché già a gennaio siamo partiti col primo sportello, abbiamo messo in vendita 8.000 ettari di terreni e di aziende agricole, e sono stati venduti con questo rapporto che si ha con questa rete, questa banca in rete. Si individua regione per regione, provincia per provincia l'azienda messa in vendita, si fa l'offerta, si risponde all'offerta, se non ci sono più di un'offerta si tratta direttamente, diversamente si chiederà a chi ha partecipato di più di fare un'offerta, oppure la rimettiamo in vendita successivamente se non viene gradita, se non c'è offerte abbassiamo del 25%, cioè creiamo le condizioni che quel terreno, quell'azienda agricola possa essere interessante per un giovane. La rendete appetibile? La rendiamo appetibile, la vendiamo e finanziamo l'acquisto, cioè quel giovane, quindi sotto i 40 anni diciamo, che vuole comprare tramite Banca delle Terre gestita da Ismea, non ha le risorse, noi gli finanziamo entro 30 anni l'acquisto di quell'azienda che noi mettiamo in vendita. Questo metterà a disposizione, a giugno c'è il secondo sportello della Banca delle Terre, metterà a disposizione dei nostri giovani, degli italiani, migliaia di ettari di terreni che diversamente sarebbero finiti abbandonati. È uno strumento in qualche modo nuovo, nuovissimo, che sta riscuotendo grande interesse. Noi al primo sportello abbiamo avuto 1.500 manifestazioni di interesse, cioè di chi ci ha scritto la mail, ha risposto e ha detto sono interessato. Quindi lo strumento è uno strumento nuovo, credo molto agile, snello. Grazie alla legge che abbiamo fatto approvare, che ha approvato il Parlamento, sono state cancellate le lungaggini burocratiche che impediscono in questo Paese di vendere pure una sedia. Se lo Stato deve vendere una sedia ci vuole un delirio, per cui non la venderà mai. Allora stiamo cercando di rendere anche in questo settore tutto più agile, tutto più snello, per venire incontro alle esigenze del Paese. Ma ci sono dei parametri per cui chi fa richiesta, chi ha l'interesse a... Sì, si risponde come se fosse un'asta, trovi l'azienda, vale 1 milione di euro, rispondi se ti interessa e poi fai l'offerta. Risponde solo uno, la trattativa è rapidissima e gli si dà la terra al prezzo che offre. Sono due, chiediamo di dare ognuno un'offerta. Non c'è nessuno, abbassiamo del 25% il prezzo di quell'azienda e al secondo sportello sarà messo in vendita. Quindi è una cosa che nel giro di 2 o 3 mesi mette a disposizione la proprietà che abbiamo messo in vendita e gliela consegniamo per la gestione, per l'acquisto. Molto, molto rapido. Sì, funziona bene. Ha altre domande? Vuole sciogliere altri dubbi? È stato molto chiaro. Ringrazio l'onorevole Razza, è sempre molto diretto e concreto nei suoi interventi. Ha intenzione di partecipare quindi anche lei? Sì, certo. Perfetto, in bocca al lupo allora. La ringrazio Freddy, buona giornata. A lei. La voce insomma giovane, il fatto che si interessino questi giovani vuol dire che l'operazione funziona realmente, al di là poi insomma già dei numeri che sono confortanti, è interessante sapere che si riescano a trattenere dei giovani nella nostra terra. È interessante perché noi in Italia curiosamente ci sono decine di migliaia di ettari di terreni abbandonati, i comuni hanno terreni agricoli, boschivi, che molto spesso nemmeno lo sanno, le regioni. Allora queste cose bisogna metterle a frutto. Io non dico che
gli enti locali debbano vendere tutto il loro patrimonio, ma utilizzarlo oppure metterlo a disposizione della comunità. Finora oggettivamente era molto complicato. La Banca delle Terre, grazie al fatto che c'è alle spalle, le fondamenta sono di una legge dello Stato, consente ai nostri giovani di acquistare in qualunque regione e provincia d'Italia un'azienda agricola e farla funzionare. Questo vuol dire che a monte c'è stato comunque un censimento approfondito e una verifica di tutto il territorio, sì, per poter fare questo tipo di operazione? Noi abbiamo cominciato a mettere i beni di Ismea, le proprietà di Ismea, che sono tantissime, tantissime sono. I comuni e le regioni sono state invitate a fare altrettanto, quindi avremo questa banca che sarà sempre, diciamo, ricca di proposte e dobbiamo intercettare il pubblico che vuole comprare. Ora, siccome nessuno oggi credo sia in grado di prendere, che so, 2 milioni di euro e comprare un'azienda, cioè, è difficilissimo, no? Facciamo in modo che noi gli facciamo il mutuo, interesse vicino allo zero, e restituiscono in 30 anni il mutuo. Quindi sono create le condizioni perché entrare in agricoltura e fare impresa agricola, che è il futuro di questo Paese, le condizioni sono tutte positive, ci sono. Quando noi ogni anno apriamo un altro sportello, che è quello del primo insediamento, cioè un ragazzo, un giovane, noi intendiamo giovane fino a 41 anni, un ragazzo sotto i 40. Adesso c'è davvero la pubblicità, questa volta non ho sbagliato, per cui ci fermiamo davvero per qualche istante e ritorniamo subito dopo, continuando ancora il discorso naturalmente con l'onorevole Laratta. A fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di agricoltura, di ripartire dalla terra, di riprendere in mano la terra, ma facendolo in una maniera intelligente, perché no? Anche con nuove tecnologie, uscendo soprattutto dagli stereotipi dei calabresi fannulloni, di quelli che non hanno voglia di lavorare, che non hanno voglia di diventare imprenditori di se stessi. E lo stiamo facendo con l'onorevole Franco Laratta, che già da qualche tempo è componente del Consiglio di amministrazione Ismea, che sta mettendo in campo tutta una serie di iniziative, di incentivi, di progetti importanti affinché proprio non solo in Calabria ma un po' dappertutto si possa iniziare un nuovo lavoro, una nuova vita, proprio grazie a tutta questa serie di iniziative che consentono di diventare imprenditori, perché questa è la parola magica secondo me che ha fatto scattare la volontà di intraprendere e di avvicinarsi alla terra. Sì, anche diciamo, il modello nuovo che oggi è l'agricoltura. Noi dicevamo all'inizio l'agricoltore veniva visto come vecchio, sporco, senza vita, insomma, costretto a sacrifici immani, no? Sì, è quello che appunto si alzava alle 3 del mattino, andava a lavorare insomma, nei campi e poi ritornava stanco, senza possibilità di vita sociale o di crescita culturale. Non aveva nessuna crescita, non aveva vita. Oggi l'agricoltura in realtà è una piattaforma su cui poggiano tanti settori economici. L'agricoltura non è solo coltivazione e produzione, l'agricoltura è turismo, gli agriturismo nascono nei terreni agricoli e sono in fortissima crescita. La produzione di energia pulita, la difesa del suolo, là dove c'è il contadino, c'è l'impresa agricola, non c'è il presidio del territorio. C'è il presidio perché il contadino, l'imprenditore sa come controllare le acque, come tenere puliti i canali. Allora lo Stato ha capito finalmente che aveva bisogno che l'uomo rimanesse sulla terra, aveva bisogno che coltivasse la terra, quindi l'agricoltura poi è diventata nuova tecnologia e innovazione, come dicevamo. Pensate oggi all'intelligenza artificiale applicata all'agricoltura, una cosa che sembra che fa paura, no? Eppure è una cosa che è già arrivata. Una cosa fantascientifica, sono i robottini che camminano, no? Invece no, ovviamente è una cosa che consente di produrre quello che ti serve, di consumare l'acqua che ti serve, di mettere la medicina là dove serve, di curare non tutto un orto ma l'albero malato. Cioè, è agricoltura di precisione, è agricoltura che non spreca, che non butta, che produce con intelligenza, che è rispettosa della natura, dell'ambiente, perché l'agricoltore, l'imprenditore agricolo, il giovane ama la terra. Diciamo che non è stata secondaria nemmeno l'enciclica del Papa.
sulla terra, Laudato Si, che richiama poi la preghiera di Francesco di Assisi, Laudato Si mio Signore per sora madre terra, eccetera, eccetera, per l'acqua, per il fuoco, quindi il valore dell'ambiente come ricchezza di ognuno di noi che dobbiamo rispettare. Ora, i giovani su questo, metti questo aspetto romantico, imprenditoriale, metti le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, metti l'agricoltura di precisione, l'agricoltura sociale. Mettici la possibilità di trovare un lavoro e di non andartene via, di non fare le valigie, di non dover lasciare la tua terra e la famiglia, anzi di diventare magari un pilastro economico della tua famiglia. Sì, noi anche gli stereotipi che diceva lei all'inizio, noi dobbiamo combattere, cioè questa Calabria che non ha voglia di lavorare, sfaticata, una Calabria diciamo che è incapace di gestire le sue quelli ricchezze. Che si piangono addosso. Questa autoflagellazione, ma non è così. È una realtà, questa terra che cresce, che si sviluppa. Quando noi ai giovani diamo gli strumenti, perché noi ai giovani non possiamo solo dire rimanete in Calabria, gli dobbiamo dare una mano. Quando ai ragazzi dai la possibilità di comprarla l'azienda, come diciamo prima, come facciamo con il primo insediamento ISMEA, di comprare l'azienda, di pagarla in 30 anni, di non specularci sopra, non abbiamo bisogno che ci paghino un interesse, ma di pagare il giusto, no? Un interesse vicino allo zero, di non fargli troppa burocrazia. Molto spesso l'agricoltura e le imprese agricole, ma come le imprese più in generale di questo paese, vengono ammazzate dall'eccesso di burocrazia. Noi abbiamo una burocrazia che soffoca le imprese, gli enti locali, le regioni, lo Stato, spesso sono un'ossessione per chi intende lavorare su questa nostra terra. Anche su questo si sta facendo qualche passo in avanti. Allora, quando al giovane calabrese meridionale dai la possibilità di investire su questa terra, lo aiuti, lo sostieni, non gli dobbiamo regalare nulla. Io dicevo, parlando prima, l'ISMEA non dà soldi, il Ministero dell'Agricoltura su questo settore non dà soldi, ti compra il bene che ti interessa, il terreno, l'azienda, poi lo coltivi e lo paghi. Cacciamo ogni forma di tentativo di corruzione. Eliminiamo la burocrazia perché, come dicevo prima, è una palla al piede. Quindi non c'è una migrazione di flussi di denaro. Quello proprio... non passano soldi. E questo è importante. Chi vende l'azienda o la terra, il privato, gliela paghiamo direttamente, gliela paga ISMEA, gli fa l'assegno in contanti, la venda, e poi l'assegniamo in riservato dominio alla persona che vuole comprarla, che la riscatterà come un leasing. Perché non c'è possibilità di lucro, non c'è nessuno, è impossibile. Allora questo va bene perché noi non dobbiamo regalare niente a nessuno. Uno dei drammi del sud, della Calabria, è stato il fondo perduto, ad esempio. Regalare soldi, perché poi si è preso solo i soldi, magari erano del nord. Sono rimaste le famose cattedrali nel deserto. Siamo pieni di capannoni industriali inutili, abbandonati in zone industriali che purtroppo sono fallite tutte. Non va né il fondo perduto né una serie di leggi che sono fallite, io penso alla 488, a tante altre leggi che non hanno prodotto, hanno rovesciato miliardi nel mezzogiorno, nel sud, in Calabria, e non abbiamo prodotto né ricchezza né occupazione. Il ritorno alla terra in fondo è una risposta, diciamo, più intelligente, propositiva, nuova alle esigenze di un'economia che è cambiata. L'affermarsi dell'agricoltura parte da un'altra grande rivoluzione, perché poi il cittadino, il consumatore, ha cominciato a diventare esigente. Noi prima mangiavamo una mela rossa che era di plastica, ma la compravamo perché era rossa e luccicava. Se vicino ci mettevi la cassettina delle mele dell'altopiano della Sila, un po' storte, un po' brutte, qualche bucherellino da qualche parte, non la comprava nessuno. Volevi perché la pubblicità, la televisione ci aveva inculcato. Oggi non più, oggi il cittadino consumatore è diventato più esigente, vuole la qualità, si è ritornati al gusto della terra. Pensate che noi finanziamo una serie di imprese che producono i grani del Novecento. Ad esempio qui ho conosciuto molto il grano del senatore Cappelli, senatore degli inizi del Novecento, un grano particolarissimo che la grande industria alimentare poi aveva eliminato perché era troppo alto, perché non produceva quanto si voleva, era più lento, ma il sapore di quella farina è il sapore della terra. La pasta con la farina del senatore Cappelli in tutta Italia è diventata adesso una cosa diciamo ricercatissima. D'élite praticamente. Sì, solo che l'élite è diventata anche la massa, che voglio dire. Quindi il ritorno a questi gusti, il ritorno alla genuinità, ai valori della terra ha consentito la ripresa adesso
quando si va a un centro commerciale, noi lo diciamo sempre, non prendete la lattina di olio che costa €1, perché vi stanno dando €1 e non è possibile, lì c'è l'inganno, c'è la truffa, per cui cosa ha fatto il Parlamento? Ha approvato la legge sulla tracciabilità, tu devi sapere cosa c'è in quella bottiglia, dove viene prodotta, dove viene imbottigliata, perché ci può essere scritto olio italiano, vino italiano, pasta italiana, solo se effettivamente viene prodotta e imbottigliata in Italia. Quando cominciamo a trovare provenienza europea... non lo so, devono scriverlo. Ci poniamo qualche domanda. Non possiamo impedire, che so, alla Francia di importare qui, alla Tunisia, ce lo devono scrivere, da dove proviene. Questo responsabilizza il consumatore, che deve sapere quello che compra. Consumiamone un po' di meno di olio, di mele o di pasta, ma prendiamo quello che non che costa di meno, ma che ti dà garanzia di genuinità, di salute, perché qui ci giochiamo, cioè ci sono alcuni paesi dove ancora usano additivi, usano pesticidi che sono vietati nel nostro... La legislazione italiana su questo è severissima, severissima, è la più severa d'Europa, quindi accertarsi della qualità, della provenienza, dei prodotti che sono usati, leggere, quindi la tracciabilità è obbligatoria. Preferiamo il chilometro zero praticamente? Assolutamente sì, noi dobbiamo prima di tutto comprare quello che abbiamo vicino, perché questo significa anche inquinare di meno, intasare meno le strade, consumare meno. Aiutare anche l'economia locale, perché il chilometro zero sicuramente va a favore del produttore magari che sta vicino a casa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi da questo punto di vista il fatto che il consumatore abbia cambiato un po' mentalità e cultura ha aiutato l'affermarsi di un'agricoltura più giovane, più moderna, più sana. E siamo tornati, abbiamo riscoperto una serie di prodotti locali, cioè c'è un giovane che abbiamo fatto insieme anche di recente, Stefano Caccavari, del Millennium di San Floro, che è diventato un caso nazionale, ne ha parlato Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato in manifestazioni pubbliche anche col Ministro dell'Agricoltura, ha riprodotto gli antichi grani del Novecento, cioè è diventato un fenomeno, il mulino, ha salvato un antico mulino a pietra, l'ha comprato, l'ha rimesso in uso, per cui la farina è farina a pietra, macinata a pietra. Cioè, è una cosa... Ci sono stati tanti giovani che hanno avuto delle iniziative anche innovative, il discorso anche delle clementine, i ragazzi che danno la possibilità di pocket di clementine, e ce ne sono a volte tanti. Magari basta fermarsi un attimo per delle cose, dei prodotti che per noi magari sono banali perché li vediamo quotidianamente sulle nostre tavole, invece già da 200 km in su rispetto magari soltanto a Cosenza sono dei prodotti che non sono così consumati. E noi li dobbiamo aiutare, consumare ad esempio nelle mense pubbliche, visto anche all'università, la mensa universitaria, grazie alle battaglie che hanno fatto i nostri ragazzi, la Coldiretti, le associazioni di categoria, nelle nostre mense ci vanno prodotti locali, ci devono essere prodotti locali. Sosteniamo l'agricoltura sana a chilometro zero e diamo un prodotto di qualità. Mi viene da pensare anche al riso di Sibari. Quindi... Ecco, lì è un fenomeno bellissimo. Lì vuol dire che ho studiato, è vero, uno dei risi migliori d'Italia, dei migliori. Nessuno, se pensa alla Calabria, parla di riso prodotto in Calabria, non ci si crede. Bene, in quella zona di Sibari ci sono alcune centinaia di ettari coltivate a riso, ma davvero un'eccellenza. Eccellenze che noi poi portiamo in Calabria, ne abbiamo davvero tante, perché in questi anni tra IGP, DOP, abbiamo avuto una serie di marchi di qualità che hanno veramente qualificato la nostra agricoltura, l'agroalimentare. Allora noi ci dobbiamo credere, ci dobbiamo puntare con le leggi che finalmente il Parlamento ha cominciato a produrre, mirate, che ti obbligano a rispettare le norme di sicurezza. Una straordinaria che noi abbiamo presentato insieme al Ministro Martina lo scorso anno a Rosarno, cioè la legge sul caporalato. Quella sì. Anche quella diciamo, è una cosa che rivoluziona molto il modo di fare agricoltura, di rispettare la legge, rispettare la dignità umana. Insomma, sono stati tutti questi sono passi in avanti che portano l'agricoltura ad essere un'impresa vera, il giovane a fare l'imprenditore moderno e il consumatore ad avere prodotti di qualità e sicuri. Insomma, se si continua così, noi possiamo sperare di avere diciamo, un'economia in crescita, anche un'occupazione che si sviluppa sempre di più.
Poi c'è anche un dato molto confortante e importante per la nostra regione, perché pur essendo la 18ª d'Italia è arrivata seconda in termini di presentazione. Sì, lo scorso anno i progetti presentati ad Ismea al bando del primo insediamento è stata la seconda regione d'Italia. Vuol dire quello che dicevo prima, che quindi si ha voglia di lavorare qui, è vero. Non è vero che i ragazzi vogliono scappare via perché sono vagabondi, cioè, quando gli dai l'opportunità, i mezzi, le risorse, insomma gli dai certezza. E poi c'è il fattore tempo, che è un limite grave della burocrazia italiana. Noi abbiamo in molte regioni tempi lunghissimi in quelle che sono le pratiche agricole, i rimborsi, i finanziamenti, cioè non possono passare 2 o 3 anni, significa non aver capito nulla. Noi nel primo insediamento abbiamo preso impegno e abbiamo rispettato con la nostra burocrazia interna che entro 6 mesi una pratica si chiude. Se fatta bene, se non ci sono problemi, se viene verificata, entro 6 mesi dal bando bisogna consegnare la terra. Altrimenti si rischia di spegnere l'entusiasmo di una persona. Ma perché il tempo poi, cioè in economia, sui mercati, quello che io progetto adesso, se lo realizzo fra 3-4 anni, è un'altra economia, è cambiato il valore, le risorse, è cambiato diciamo, l'economia in sé oggi corre, è il mondo che corre tutto più rapidamente, per cui noi non possiamo, abbiamo gli strumenti per fare prima, dicevo le tecnologie, abbiamo app, abbiamo applicazioni che ci aiutano a risolvere molti problemi anche in campo burocratico, per cui noi dobbiamo dare la possibilità a un ragazzo, ad una famiglia, ad una società che vuole... Di operare pressoché nell'immediato. Di operare nel giro di qualche mese, per cui sia l'acquisto del terreno col primo insediamento, sia la banca delle terre, sia il subentro, sia tutti gli altri mezzi che noi abbiamo, strumenti che mettiamo a disposizione, che la legge mette a disposizione. Bisogna fare in modo di renderli subito attivi. Però in tutto questo discorso che noi stiamo facendo, proprio ieri è venuta fuori, diciamo, anche una sorta di nota polemica, perché sebbene l'agricoltura ormai rappresenti davvero, come si diceva ai tempi quando si faceva il compito in classe, un volano per l'economia che dovrebbe insomma creare finalmente sviluppo e forse anche stabilità nei nostri territori, e pare che insomma, la Commissione europea voglia dare un freno e un taglio ai finanziamenti. È così? Sì, si sta studiando in questo periodo il bilancio del prossimo anno, il prossimo triennio, il bilancio dell'Unione Europea. Ovviamente un altro guaio di questo vuoto politico che registra l'Italia, noi siamo con un governo che fa solo l'ordinaria amministrazione ormai da mesi. Probabilmente quello che accadrà andremo in una maniera tragica per questo Paese a nuove elezioni in piena estate, che è una cosa da irresponsabili proprio. Chiaro che in Europa si sta andando avanti. Quando ieri il Presidente della Repubblica diceva dobbiamo fare presto perché ci sono appuntamenti importanti a livello internazionale, a giugno c'è un importante vertice dei 27 Paesi europei che decideranno una riorganizzazione dell'Europa. E noi come ci andiamo? Ma ho visto che la forza e anche un po' il senso di disgusto del Presidente della Repubblica quando ieri parlava non ha aiutato, non ha consigliato molto alla nostra classe politica. Per cui adesso, torniamo alla domanda, si sta facendo il bilancio per il prossimo anno e per il prossimo triennio. Siccome non ci sarà più l'Inghilterra a versare la quota, non so se 15-16 miliardi, ogni paese versa la quota per poi riavere in altro modo, no? Queste risorse vanno tagliate dal bilancio, ci sono entrate in meno. Quindi la proposta che fa la Commissione è di tagliare tra il 5 e il 7% il bilancio agricolo, che è una cosa grave, perché noi... se si pone come uno dei settori che insomma, sta trainando l'economia, andiamo a tagliare proprio quello noi che addirittura funziona. Avevamo chiesto più risorse. Abbiamo chiesto più risorse perché... Diventa un controsenso. Faccio un esempio nel nostro piccolo, l'Italia, l'Ismea, noi... L'anno scorso nel primo insediamento abbiamo consumato in 3 giorni 65 milioni di euro in 3 giorni per il primo insediamento. Che significa che un bando che rimane aperto 30 giorni, se io avessi avuto 100 milioni, 200 milioni per comprare aziende, i ragazzi avrebbero avuto altri progetti finanziati. Invece chiediamo di più e dice no, vi dobbiamo dare di meno. Quindi è chiaro che non è un bel segnale, e certo è la proposta, va votata da tutti e 27 paesi, c'è ancora margine,
Ma è chiaro che la preoccupazione ce l'abbiamo soprattutto noi meridionali, che di finanziamenti, noi calabresi, di finanziamenti europei abbiamo bisogno, in agricoltura ancora di più, avremmo pure bisogno di spenderli veramente, perché sono 20 anni. Soprattutto di spenderli bene. Spenderli bene, negli ultimi 20 anni registriamo in maniera, come dire, costante e indiscutibile, al di là dei colori politici, registriamo dei ritardi e registriamo delle somme non utilizzate. Questo non depone bene, perché poi questi soldi li perdi e vanno ad altri paesi. Che pare che insomma invece ne sappiano fare buon uso, visto che poi quando li arrivano riescono, siamo stati superati da Spagna, da altri paesi che invece una volta che hanno acquisito i fondi che noi non abbiamo saputo gestire, ne hanno fatto davvero, hanno fatto miracoli. Sono cresciuti molto e l'hanno saputo utilizzare. Allora è vero che dobbiamo contestare la Commissione europea che prevede un taglio ai trasferimenti, ai finanziamenti in agricoltura, ma è anche vero che noi dobbiamo imparare a spendere bene, a spendere di più, ad essere più rapidi e a utilizzare le risorse che l'Unione Europea ci dà, perché purtroppo nel corso degli anni, dicevo da 20 anni a questa parte, quando la programmazione comunitaria è diventata, diciamo, realtà, noi di volta in volta abbiamo sempre restituito risorse e questo non va bene, insomma. I dati Istat, ieri è uscito sono usciti i dati del primo trimestre, registrano un PIL che è cresciuto soltanto dello 0,3 congiunturale e in più pare insomma che le famiglie italiane abbiano un che di sconforto, sono un po' preoccupate, ora non si sa se imputarle alla situazione politica di stallo e quindi che crea della confusione anche rispetto a quello che è il paventato aumento dell'IVA da qui a gennaio 2019, anche questo crea insomma della confusione e della paura. Però a quanto pare insomma, la nostra economia, seppur ancora con un dato minimamente positivo, sta pian piano nuovamente rallentando. Sì, è una decelerazione che in realtà era anche prevista, così come è prevista ancora un ulteriore rallentamento per il 2019, ancora c'è da fare i ritardi, no? C'era già da presentare il DEF e al 30 ottobre bisogna presentare la legge di stabilità che programma tutto il prossimo anno, quindi siamo in ritardo. Sono delle nuvole queste, in un cielo sereno, cioè in una realtà che sembrava molto positiva, perché noi abbiamo camminato un po' meno di alcuni paesi europei, anche perché noi abbiamo cominciato più tardi, ma anche perché siamo un paese fortemente indebitato che paga miliardi di interessi passivi ogni anno per il debito pubblico. Sono delle nuvole che ci devono cominciare a far preoccupare, per cui c'è bisogno di stabilità politica, i mercati non crescono e la fiducia non cresce se non c'è certezza, se non c'è stabilità. Perdiamo credibilità sui mercati anche il rischio internazionali. Esattissimo, i mercati guardano molto alla credibilità. Tu vendi un prodotto nel mercato internazionale se sei credibile, se sei stabile, se sei serio, se mantieni gli impegni presi. Questo è fondamentale, quindi sono delle avvisaglie perché è un segnale, insomma c'è un decremento, stavamo camminando bene, un primo segnale. Ora, ripeto, ci sta pure perché c'era una previsione di questo rallentamento, però adesso bisogna preoccuparsi e dire, beh, sì, la nuvoletta la dobbiamo allontanare, abbiamo bisogno di luce, di sole. Abbiamo bisogno di vento più che altro, se si tratta di una nuvola per allontanarla definitivamente. È vero. Prima di chiudere io vorrei mostrare il libro di Franco Laratta scritto a 4 mani con Nicodemo Oliverio e Il cuore e la terra. In un telegramma magari un po' più lungo, cosa l'ha spinta a scrivere questo libro? Abbiamo raccontato l'agricoltura del paese, diciamo come si stava sviluppando, perché l'agricoltura avrebbe trainato fuori dalle secche la nostra economia e ci siamo concentrati sul Mezzogiorno e poi siamo andati nelle eccellenze calabresi. Abbiamo raccontato la storia di 10 imprese agricole calabresi di successo che ce l'hanno fatta, da quella più grande che ha 300 ettari che c'è da 50 anni, ai ragazzini con 4 ettari che in 5 anni si sono affermati. Abbiamo raccontato come in questa terra si può produrre e produrre bene, si può fare economia, si può fare ricchezza, a prezzo sì di grandi sacrifici, però queste aziende ce la stanno facendo, ce l'hanno fatta e producono eccellenze qua. L'abbiamo raccontata la storia di queste aziende, le prospettive e il futuro, quindi il cuore e la terra, diciamo con il cuore per la terra, cioè crediamoci perché da qui passa il nostro futuro, il nostro sviluppo. Una battuta, non abbiamo il tempo per approfondire, la Calabria avrà nel giro di pochi anni, ma già siamo avviati,
una stagione estiva che durerà 6 mesi. I mutamenti climatici presentano dubbi, ma danno anche grandi opportunità. Come ci attrezziamo per fare di questa terra una terra ospitale, accogliente, per un'estate che durerà 6 mesi? Non possiamo aspettare che gli eventi arrivino e noi siamo impreparati. Quindi la madre natura ci apre ancora le porte ad una nuova epoca. Noi dobbiamo saperla vivere e diciamo, andarle incontro con strumenti, mezzi e risorse adeguate. Siamo in chiusura di trasmissione, io una domanda però da giornalista gliela devo fare. Se si dovesse andare alle elezioni, il politico Franco Laratta cosa farà? Guarda, le ultime, no, mi dispiace che sia accaduto, 30 secondi. Ma le ultime ho detto di no, non mi sono candidato perché non vedevo chiaro e non mi piacevano alcune cose. Oggi forse continuerei a dire di no, però non lo so, vedremo. Per il momento sto facendo un lavoro che mi piace tanto e sto dando una mano a questa terra. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito oggi in trasmissione. Grazie ai telespettatori, io mi fermo qui, vi lascio in compagnia come sempre con i programmi della rete. Linea Rovente, se vorrete, tornerà domani. Buona giornata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!